Buonasera a tutti, benvenuti a Ponte della Priula, benvenuti in questa splendida locanda giovica di Ponte e benvenuti in un luogo storico, perché ci troviamo a 100 metri dalle sponde del fiume Piave, il fiume sacro alla patria, dove si è combattuta una delle battaglie più importanti non soltanto per la storia del Veneto, ma per la storia d'Italia. Ci troviamo qui perché oggi presenteremo il libro intitolato Storia di un uomo. L'uomo in questione, è qui vicino a noi, è un personaggio a 360 gradi, soprattutto una persona che ha tanto coraggio, ha avuto tanto coraggio nella vita e non si è mai abbattuto, neanche quando le avversità sono state tante. Lui ha sempre alzato la testa e ha sempre rilanciato. Vi chiedo un applauso per Yuri Dorian Gray. Lo chiameremo Yuri per comodità. Come vedete le sedie sono 3, perché vicino a Yuri ci sono 2 persone molto importanti per questo libro, ma anche per la storia di Yuri. Uno è, a fianco a me, è Mirko De Carli, che è il portavoce del Movimento per la Famiglia, che è una rete di associazioni che si battono per proteggere una delle istituzioni più bistrattate in Italia, che è la famiglia. Mentre alla destra di Yuri c'è Riccardo Sumsky, lo conoscerete tutti, personaggio molto famoso, è stato per più volte, per più legislature, sindaco di Santa Lucia di Piave, è stato medico condotto, molto stimato e amato dai suoi pazienti e per le vicende del Covid è stato radiato dall'ordine, ma questa è tutta un'altra storia. È stato il primo a candidarsi come governatore del Veneto per queste elezioni, che ci saranno fra un mese, e a capo del partito Resistere. Vi chiedo un grosso applauso anche per... Cosa lega queste 2 persone a Yuri? Mirko ha scritto la prefazione del libro e poi ci spiegherà perché ha accettato di fare questo, mentre Riccardo Sumsky ha scelto come consigliere nella sua lista Yuri. Perciò questo è il motivo per cui queste persone sono qui con noi stasera. Mirko, se mi lasci, comincerei proprio da loro. Posso fare una battuta? Mirko, mi spieghi perché hai accettato di scrivere la prefazione del libro? Intanto grazie a Yuri per avermi chiesto di scrivere questa prefazione e grazie per avermi invitato a partecipare questa sera a questo bel momento insieme. Non è scontato trovarsi, parlando appunto della professione dell'amico qui presente, di anni difficili dove incontrarsi, fare momenti pubblici e parlare dei temi che ci stanno più a cuore non era così scontato. E quindi non dimentichiamoci quello che abbiamo passato, perché quello che oggi viviamo come banale non è così banale, ce lo siamo conquistati con i denti, con le unghie e con le buone battaglie. Io rappresento il Popolo della Famiglia. Il Popolo della Famiglia è un movimento politico nazionale presente dal 2016 su tutte le schede elettorali, dalle europee alle nazionali, alle territoriali e amministrative di tutti i comuni che vanno al voto, e tra i nostri temi il tema della famiglia lo portiamo nel nome, è il tema principale. Yuri l'ho incontrato, è bastato guardarci negli occhi in un caffè pomeridiano nella mia Ravenna, dove è venuto a trovarmi, per capire perfettamente che era una persona che aveva il DNA della nostra storia, del nostro impegno, delle nostre battaglie. La storia di Yuri è la storia di un uomo che ha, e l'ho scritto nella prefazione al libro, che mi onoro di aver potuto fare ed offrire a Yuri, è un uomo che ha fatto tutto quello che ha fatto perché ha messo la sua famiglia al centro della sua vita. Vedete che anche qui presente la saluto, li ho conosciuti, sono persone meravigliose perché nel loro viso rintraccio tutto quello che è il sacrificio, il sudore, la fatica, l'amore che ho visto negli occhi di Yuri quando l'ho incontrato la prima volta. La vita è fatta di salite, di scese, di cadute, di momenti difficili, di momenti belli. Il problema qual è? È una roccia sicura su cui poter sempre ripartire, da cui poter sempre ricostruire. Yuri nella sua storia, perché questa è la storia di un uomo nel vero senso della parola, cioè il racconto di una vita che può essere una testimonianza per tanti altri che magari si trovano in un momento di crisi, si trovano in un momento in cui pensano di essere in un vicolo cieco, si trovano dentro a una riscoperta di sé che non dà ancora delle risposte chiare. Ecco, Yuri con la sua storia può essere un pungolo, può essere uno stimolo, può essere un esempio, perché ha saputo affrontare le difficoltà della vita, ha saputo affrontare i pugni, i cazzotti allo stomaco che la vita gli ha dato, sempre con una bussola ben chiara. Il
Provate a immaginare oggi quali sono i punti di riferimento dei più giovani, penso ai ragazzi di oggi, 18, 19, 20 anni. Nella scala dei valori c'è il successo, nella scala dei valori c'è apparire, nella scala dei valori c'è avere in mano un oggetto dei desideri. Io credo che se Yuri avesse avuto questi punti nella sua scala dei valori, oggi non sarebbe qui. Oggi sarebbe forse da un'altra parte, non sarebbe a fare la vita che fa, a dedicare tutto il tempo che dedica alle battaglie e ai valori in cui crede, a fare l'imprenditore, a tenere in piedi la sua famiglia, a dare futuro ai suoi figli e a credere che forse domani possiamo costruire un paese migliore. Yuri aveva al primo posto la famiglia. Guardate bene che la famiglia vuol dire la mamma, vuol dire il papà, vuol dire la sorella, vuol dire i figli, vuol dire la propria compagna, vuol dire anche quelle persone che sono state parte della nostra vita e non lo sono più e con le quali c'è un legame che rimane forte a prescindere da quello che è successo. Vuol dire aver cura di ciò che ti ha dato. Oggi quello che manca è la gratitudine, aver cura di ciò che hai ricevuto gratis dalla vita. Bene, noi l'abbiamo sperimentato sotto il Covid, quando ci hanno tolto tante cose che avevamo ricevuto gratis, ma che i nostri padri, i nostri nonni, i nostri bisnonni non avevano conquistato gratis. Le avevano conquistate col sudore della guerra, le avevano conquistate con la fatica delle battaglie politiche, le avevano conquistate sul campo delle battaglie sindacali, le avevano conquistate in piazza, andando a rivendicare i propri diritti. Per noi erano gratis, per loro no. E noi non abbiamo saputo vivere, forse perché non abbiamo colto questo passaggio fondamentale che si chiama gratitudine, che ciò che ricevi gratis non è scontato, che ciò che ricevi gratis non lo puoi mantenere se non ne hai la consapevolezza del suo valore e se non ti batti per mantenerlo e per difenderlo. Sotto quella che hanno chiamato purtroppo pandemia o pandemenza, forse sarebbe meglio chiamarla, abbiamo vissuto leggi, abbiamo vissuto governi, abbiamo vissuto atteggiamenti in termini di politiche sanitarie, politiche lavorative di vario genere che sono state violenze volte a negare ciò che gratis avevamo ricevuto. La libertà di muoverci, la libertà di lavorare, la libertà di fare impresa, la libertà di dare lavoro, la libertà di vivere i nostri affetti, la libertà di scegliere se fare una terapia o meno, la libertà di curarci come meglio credevamo. Ammiro la testimonianza che Riccardo, giusto? Certo. Ecco, ha dato col suo percorso personale e professionale. L'ha pagata cara, è stato radiato dall'ordine dei medici perché non ha accettato un diktat, perché non ha accettato di omologarsi a quella che era una narrazione collettiva che era imposta da qualcuno e non vissuta da un popolo e da una comunità consapevole. Yuri ha avuto il coraggio di fare altrettanto, ha detto io apro le mie aziende, apro le mie palestre perché voglio dare lavoro e preferisco pagare una sanzione ma almeno dar da mangiare ai miei dipendenti, dare speranza ai ragazzi che vengono nelle mie palestre, perché la vita è un rischio. Un'altra parola che unisco nel mio intervento per Yuri è, oltre a gratitudine, è rischio. La vita è un rischio, ragazzi. Non c'è una vita che si può vivere stando seduti sulla sedia aspettando che dal cielo ti cada il pane con cui mangiare, la casa dentro cui vivere o il futuro che desideri o che attendi o che speri per la tua famiglia. E quindi questo rischio Yuri lo ha giocato tutto, Riccardo l'ha giocato tutto. Per cui mi avvio a concludere, spero di aver risposto alla tua domanda. Ho cercato di scrivere in poche righe, di racchiudere in poche righe il significato profondo della sua testimonianza. Noi oggi ci troviamo dentro un contesto che sembra apparentemente normalizzato, ma che normalizzato non è, perché quelle ferite di quella stagione sono vive e presenti ancora tutt'oggi. Pochi minuti fa, rilasciando un'intervista, commentavo che in Toscana alle elezioni alle 12 poco più del 9% dei cittadini toscani sono andati a votare. E ho detto, essendo parte di quella competizione come movimento politico, ho detto deve farci riflettere tutti perché nessuno alza il culo dalla sedia e va a votare. Perché il problema non è di un partito o di una parte, è un problema che oggi la politica non è più capace, perché molte volte non ha neanche più gli strumenti per farlo, di rispondere ai bisogni della gente. Perché non gli interessa.
perché non vuole, perché non può. Guardate bene che io credo che ognuno di voi e tanti altri sarebbero qua se fossero convinti che quello che si fa può cambiare il destino della loro vita, può dare una svolta alle loro problematiche, può dare una risposta ai loro problemi. Yuri ha fatto una scelta coraggiosa, ci ha messo la faccia, ci ha messo il cuore, ha fatto un libro, lo porta in giro come fosse, io lo chiamo il Vangelo secondo Yuri, e quindi lo racconta secondo la sua storia, il suo vissuto, la sua anima, che è un'anima bella, pura, sincera, di un uomo che racconta quello che è e quello che fa, e l'ha messo in gioco anche candidandosi. Io non mi vergogno di essere qui promuovendo una proposta politica diversa da quella che Yuri porta avanti, ma come capo del mio partito non mi vergogno di essere qui a testimoniare il fatto che, anche se si appartiene a scuderie diverse, quando i valori sono gli stessi, quando il campo di battaglia è comune e quando il desiderio di cambiamento è il medesimo, non c'è casacca che tenga, c'è una casacca unica che è quella dell'appartenenza alla propria terra, dell'appartenenza ai propri ideali e dell'amore a ciò che fai. E quindi per questo sono qui e per questo sono vicino con tutto l'affetto possibile alla testimonianza che Yuri sta offrendo qui in Veneto ora. Grazie. Grazie. Caro Riccardo, tu hai scelto Yuri per la tua lista. Descrivimelo in poche parole. Cosa mi diresti di Yuri? Poche parole non so se bastano. Ci siamo conosciuti nei tempi duri della dittatura, insomma, per motivi sanitari che ci hanno imposto, del terrorismo sanitario. Ci siamo conosciuti grazie all'avvocato Grimaldi, eravamo tutti nello stesso raggruppamento, insomma, persone con vari ruoli, medici, non medici, ma insomma, tenuti insieme da ideali comuni che non ci conoscevamo ma sapevamo ci fossero. E quando Eric mi ha richiamato, no, ha saputo che facevo la lista, mi dice: guarda che c'è anche Yuri. Dico sì, ma giustamente prima di chiedere a uno, io faccio politica, nel senso che prima lavoravo, poi facevo il sindaco, da tanto tempo è una passione. Yuri è un imprenditore, ha le sue cose da tirare dietro, ma chiamo immediatamente. Ci siamo incontrati, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo concluso l'affare senza dire altro. Chiamiamolo affare. L'accordo non è vero, nemmeno un accordo. Abbiamo concluso che facevamo la stessa battaglia, con gli stessi ideali, con la stessa determinazione, con la stessa voglia, pur sapendo che partivamo a fare un'impresa titanica. E questo è stato l'elemento di cemento. Non mi vergogno di dire che io ho ricevuto un sacco di insulti perché Yuri è musulmano. E io ho risposto a tutti quelli che mi scrivono: non ti voterò perché hai messo in lista un musulmano. Ho detto: guarda che quello che prega non è affar mio e nemmeno vostro. Il problema è che lui è cittadino migliore di voi, perché aiuta tutti e non fa distinzioni delle persone. È quello di cui abbiamo bisogno. E di Yuri abbiamo bisogno perché è questo, perché si batte per alcuni suoi ideali su cui è più puntuale, ma perché non ha paura di affrontare le problematiche. L'ha dimostrato prima, lo dimostra adesso, dimostra la determinazione. Quindi questa è la persona che può stare insieme a me a fare la battaglia, perché ci unisce la non paura, la voglia di essere sinceri e di farlo non per un tornaconto personale, se no ognuno di noi probabilmente avrebbe fatto scelte nella vita diverse, più facili, strade, ma se uno ha un determinato carattere, ha la capacità di prendere il toro per le corna e non tirarsi indietro, non prendere paura, va avanti dritto per la sua strada, che alla mattina vuole guardarsi allo specchio e dire: sono io, nel bene soprattutto nel male, ma sono io, sono a posto con la mia coscienza, faccio quello in cui credo personalmente, non che me lo dice qualcun altro o lo faccio come un elemento fideistico dipendente, lo faccio perché ci ragiono, ma soprattutto perché voglio cercare di cambiare quello che la società, purtroppo per l'aspetto malato, negativo, ha dimostrato, a cominciare, ahimè, dalle istituzioni, perché è chiaro che quello che abbiamo vissuto non è un periodo normale, non ci possono essere scusanti, c'è una volontà di trasformare la nostra società, già che ci sono le problematiche
delle trasformazioni che le epoche portano avanti in un sistema in cui la libertà, i diritti naturali vengono inchiodati, eliminati, ridotti, negativizzati. Cioè, un diritto naturale legato all'essere umano viene negativizzato in nome di un collettivismo, in nome di cose estremamente articolate, in nome del dio denaro che sta sopra, potentati. E noi siete i kamikaze che li affrontate. No, noi siamo persone che vogliono non mollare, non cadere, non cedere rapidamente, vogliono lottare perché credono in quello che fanno, credono e sono coerenti. Questo è quello che costa. Questo ci ha accomunato, questa è stata la scintilla e siamo andati avanti. Non abbiamo paura di critiche, di gente che vede la pagliuzza senza guardare la trave nel suo occhio, vede la pagliuzza su quello degli altri e fa delle distinzioni che dimostrano quanto la società abbia una componente malata e quanto si debba fare per cercare di ritornare a questo rispetto tra gli esseri umani, che è la base della convivenza, dove dobbiamo contrastare tutte le politiche che portano a soggiogare la libertà individuale e collettiva che ci è stata trasmessa. Noi veniamo da periodi che mio padre si è sognato, mio padre a 21 anni non ha più visto la sua patria, ha fatto prigionia, ha combattuto sui teatri di guerra italiani. Io da piccolo andavo a vedere i cimiteri di guerra dei polacchi dove sono caduti i suoi amici. Questo è il messaggio che mi ha lasciato. Probabilmente nella sua tradizione Yuri ha anche questa capacità di avere una determinazione che viene trasmessa dalla propria identità. La vogliamo portare avanti, non possiamo tradire qualcosa che è nel DNA, ma che serve non solo a noi per dire che bravi che siamo, ma serve per tutelare tutto l'insieme, a cominciare ovviamente dai propri cari, dal proprio nucleo familiare, ma che si espande ad altri, agli sconosciuti che subiscono magari più indifesi le violenze che abbiamo potuto vedere e la voglia di trasformare una società sui diritti e sull'umanità delle persone in qualcosa di meccanico in cui diventiamo tutti schiavi. Per questa la battaglia ci siamo trovati nella stessa trincea e pronti a fare tutto sapendo che la vinceremo, perché siamo nel giusto e perché la gente credo stia cominciando a darci una mano, perché questi sono due valori che vengono riconosciuti dai cittadini se sono coerenti e se sono onesti. E Yuri me lo sta dimostrando con l'impegno che sta mettendo in questa nostra campagna elettorale in maniera clamorosa. Grazie Riccardo. Grazie. Caro Yuri, gli americani ti definirebbero un self-made man, un uomo che si è fatto da solo. Spiegami perché a un certo punto hai deciso, quando e perché hai deciso di scrivere questo libro, Storia di un uomo, che ricordo i proventi verranno devoluti alla lotta per contrastare il bullismo. Bravo. Allora, intanto volevo ringraziare pubblicamente sia Mirko e anche Riccardo, perché comunque è importante per me avere persone vicino come loro. Per quanto riguarda il libro, io sinceramente non avrei mai pensato di dover scrivere un libro, anche perché avevo altro da fare nella vita e quindi con l'imprenditore che sono, con l'attività che ho, credimi, c'è poco tempo per fare il resto. Però, proprio quelle attività lì mi hanno fatto capire che comunque forse bisogna fare qualcosa in più. Allora io, a differenza, come dico sempre, di qualcuno che fa finta di ascoltare, o meglio non ascolta, io non ho fatto finta di ascoltare, ma io ho preso atto di ciò che ho sentito presso le mie attività, dai ragazzi appunto per quanto riguarda il bullismo, che sono tutti impauriti dalle scuole, che frequentano le scuole, che vengono bullizzati, dalle mamme, come dico sempre, che hanno paura di uscire a fare una passeggiata in mezzo al verde anche durante il giorno, dai padri che ormai sono preoccupati di fare figli o lasciare i propri figli fuori perché non sanno come tornare a casa e se tornano a casa. A quel punto io ho provato a fare il mio, ma da fuori si fa poco, o meglio rimangono solo chiacchiere da bar, come si sa dire. Allora lì ho deciso di fare qualcosa di più importante e il momento è arrivato, anche se io non ho mai negato, c'erano
anche altre richieste di qualche partito che però io non ho accettato, anche perché io sinceramente non sono una persona che vado a fare qualcosa a quello che mi dicono gli altri, ma invece con Riccardo, quando noi ci siamo conosciuti, anche perché dicono i veri uomini li conosci nei momenti di difficoltà, e quale momento di difficoltà era quello più giusto, diciamo, durante il Covid, perché quella era per me una guerra, mancavano solo le armi, ma c'era tutto il resto. Lì ci siamo conosciuti con Riccardo, appunto io per lo sport, lui per la sanità, con Eric che era comunque a capo di tutto questo, e stavamo combattendo contro un sistema che ci voleva vedere morti. E noi non abbiamo accettato questo, noi abbiamo lottato, come appunto ha detto Riccardo, anche essendo radiato, ha continuato a fare, tra l'altro non faceva altro che faceva il suo lavoro, che dovrebbe fare il medico, preoccuparsi dei propri pazienti. Cioè, quindi quando non ti lasciano fare questo, comunque se sei un uomo e se sei un medico vai avanti lo stesso. Quello che ho fatto io per quanto riguarda le palestre, perché io comunque, come dicevi, ho deciso di tenere l'attività aperta sempre, cioè io tutto il periodo durante il Covid l'ho tenuta aperta, gratuitamente, come protesta, perché alla prova contraria lo sport casomai aiuta alla salute, ma non è che danneggia. E quindi non mi sembrava giusto, cioè ecco, allora non voglio passare dopo per uno che non rispetta le regole, perché io sono il primo a far rispettare le regole all'interno delle mie attività, sono il primo per le regole, ma se le regole hanno un senso e sono giuste, se non sono giuste lì mi fermo. All'inizio del libro ti definisci macedone, di nazionalità turca e religione musulmana, orgogliosamente veneto. Non ti sembra un controsenso? Ma io ormai tutto ciò che faccio sembra un controsenso, ma alla fine ha un senso il tutto, però sempre alla fine. E quindi anche in questo caso, ovvio, allora, intanto Macedonia è un paese multietnico, quindi ci sono più etnie, più nazionalità e tutto quello che ci sta dietro. Io appunto sono nato in Macedonia, sono nato da genitori di nazionalità turca e sono di religione musulmana, ma sono da 30 anni qui nel Veneto, dove io mi sono sentito a casa fin dal primo momento, e per questo io sto lottando per il Veneto, per i veneti, proprio perché mi sento e sono orgoglioso di sentirmi veneto, ma non vedo nulla di male di tutto ciò. Cioè, quello che conta, noi prima di tutto siamo esseri umani. Quindi quando abbiamo capito questo e quando ci sono i valori dietro, tutto il resto non dovrebbe contare. Anche se purtroppo, come diceva Riccardo, purtroppo qualcuno fa fatica ancora a capire che non bisogna guardare il colore, la religione o la nazionalità, ma bisogna guardare quello che fa la persona. E se la persona fa le cose, l'interesse del popolo, tutto il resto non conta nulla. Yuri, raccontaci la Macedonia della tua infanzia. Ma guarda, la Macedonia è un paese bellissimo, un paese montagnoso, colline, laghi. Era soprattutto anche tranquillo, ma perché era tranquillo? Perché finché non vedi cose, diciamo, più belle, più ricche, tutto ciò che hai è bellissimo, però una cosa c'era, e questo sono sicuro, la felicità. Quindi noi eravamo bambini felici, tranquilli, vivevamo in questo nostro paese, che, ripeto, è un paese bellissimo, fino a un certo punto, appunto, come scrivo nel libro, a 12 anni abbiamo deciso di scappare nel 1990, quando la guerra cominciava a prendere piede su tutta la ex Jugoslavia. Una guerra molto cruenta che vi ha costretto appunto ad andare all'estero, in Germania. Siete arrivati in Germania, lì avete dovuto, tuo papà e tua mamma qui, tua sorella, avete dovuto ricominciare proprio da capo. La Germania ti ha insegnato tante cose, lì hai imparato una lingua diversa, questa esperienza. Allora, per me è stata un po' difficile, anche perché, ripeto, quando tu vivi in un paese come Macedonia, in quegli anni là, sinceramente io non vedevo altro, ero uscito solo per fare qualche viaggio in Turchia, ma non avevo visto tutto il resto d'Europa. Quindi arrivare in Germania, a Monaco, in una situazione mega grandissima, perché era una cosa pazzesca. Vedere tutta questa gente, perché c'era tantissima gente insieme a noi, che appunto scappavano dalle guerre, cioè è stato un po' uno shock, ok? È stato uno shock perché siamo stati accolti dalla polizia, vedi tanta gente,
confusione, ci hanno accompagnato in un campo appunto di accoglimento, però io posso dire, noi possiamo solamente imparare di come si gestisce l'immigrazione come Germania, cioè perché loro sanno gestire l'immigrazione. Quello che manca qua in Italia, perché non è colpa degli immigrati, è colpa di chi non sa gestire gli immigrati, che è ben diverso. E qua però purtroppo dietro sembra che ci sia un business, un sistema che comunque va bene così, e poi però diamo la colpa ai stranieri e agli immigrati. E questo non va bene, e questo io non lo posso accettare. È anche uno dei motivi che io appunto ho deciso di scendere in politica con Riccardo, è uno dei motivi è questi, perché voglio far capire che non tutti noi immigrati siamo uguali, e anche noi immigrati comunque siamo persone per bene, siamo persone che lavoriamo, siamo persone che abbiamo dei valori, che diceva Mirko, che è quello della famiglia, siamo le persone che hanno tutti quei valori che servirebbero per fare una vita sana e felice. E a quel punto però noi dobbiamo dimostrare questo, e se ne entriamo dentro, purtroppo veniamo spacciati per quegli immigrati che sono visti come tutti criminali. Non è così. Lì in Germania hai conosciuto anche il bullismo per proteggere tua sorella che è qui. L'esperienza è stata questa. Ma allora, intanto non è, assomiglia a mia sorella. Ho visto la tua famiglia infatti, nessun problema. Lei è in Germania. Allora, il bullismo, ecco, anche quello è stato un periodo molto difficile. Ecco un altro motivo, appunto, come dicevo, perché sono sceso in politica, perché voglio fare qualcosa anche per questo fenomeno che ormai, tra l'altro, da quando ho pubblicato il libro, ho capito che c'è un problema serio, e non solo tra i ragazzi, non solo tra i bambini, ma soprattutto anche per la gente più grande. E questo per me è stata una novità adesso. Per quanto riguarda la Germania, quando appunto loro ci hanno sistemato, ci hanno dato questa sistemazione in una stanza di 12 metri, eravamo in 4 persone, non è stato facile, ma è sempre stato meglio che stare in una guerra. Quindi è arrivato il momento di cominciare con la scuola, e quando abbiamo cominciato con la scuola, purtroppo questo fenomeno è un po' ovunque, e l'abbiamo subito il bullismo. Ciò che mi dispiaceva di più era, giustamente mia sorella era più piccola, quindi mi preoccupavo tanto per lei, dove appunto ho detto anche a lei all'epoca di non parlare con i genitori perché non volevamo caricarli di altri pensieri, che ho sbagliato, e il messaggio che lancio è che quello che scrivo è proprio invece che si deve parlare quando si subisce il bullismo, perché subire dentro, chiudersi non serve a nulla. E lui è stato un momento molto difficile. Tra l'altro, il bullismo io non l'ho subito dai tedeschi, l'ho subito da miei compaesani o da altri stranieri che erano venuti un po' prima o comunque insieme a me lì, che si creavano questi gruppetti che si creano tuttora in giro qua per Italia. E questa è una cosa che veramente può ferire tanto un ragazzo, cioè ti rimane la cicatrice per tutta la vita, e comunque è una cosa, cioè io la chiamo veramente brutta, perché è brutta. Ecco perché magari uno come me, che caratterialmente è forte, diventa ancora più forte, però la maggior parte non è così, e la maggior parte subisce per tutta la vita. E ripeto, da quando ho presentato un libro ho ricevuto tanti di quelle telefonate che gente di 65 anni si è aperta e subisce il bullismo al lavoro. Questo è grave, cioè per me è una cosa grave. Quindi questa è proprio la società che va sistemata, e noi vogliamo fare questo. Caro Yuri, questa è una battaglia che ti fa molto onore. Poi in Germania dicevi il rispetto delle regole. Da mattina a sera improvvisamente ti hanno caricato in un aereo, tu e la famiglia, e vi hanno riportato in Macedonia. Ci spieghi anche questo momento non semplice per voi? Bravo, ecco, quello era un momento forse più difficile. Dopo 2 anni e mezzo, quando hanno bussato sulla porta alle 6:30 del mattino, ci hanno detto c'è polizia, e sinceramente io non avevo fatto nulla, ho detto cavolo avrà combinato mio padre, anche perché tra l'altro era a lavoro. Apro e ci dicono guarda, dovete fare le valigie, dovete partire, perché la guerra non c'è più il rischio, e voi dovete tornare.
Allora è stato uno shock, perché è stato uno shock, non ci ha fatto piacere, ma poi ho capito che è giusto fare così, perché le regole non devono far solo piacere, le regole anche quando magari ti fanno rimanere male, ma se sono giuste vanno rispettate. E appunto quello che dicevo prima, in Germania c'è una gestione dell'immigrazione completa, dall'inizio fino alla fine. Noi siamo sempre stati seguiti, abbiamo avuto la possibilità di avere aiuto economico, non l'abbiamo voluto perché i miei hanno lavorato, ma comunque c'era perché gli altri lo hanno preso. Dopo tu sei seguito finché loro non pensano che sia arrivato il momento. Quando arriva il momento, loro, senza preavviso purtroppo, ma lì ho capito perché comunque loro mi hanno detto, perché dopo li ho chiesto, perché sembrava tutto strano, loro mi hanno detto se vi avvisavamo c'era il rischio che come tanti voi non vi facevate trovare e quindi per noi questo è un problema, allora noi facciamo questo così, ma perché è giusto che ve ne tornate a casa. Ci hanno accompagnato all'aereo e ci hanno restituito i passaporti all'aeroporto di Skopje, in Macedonia. Perciò tu, Yuri, dici le regole devono essere rispettate anche quando non ti vanno bene. Bravissimo, però, come dico, sempre se hanno un senso. Quella regola lì a me non ha fatto piacere, perché mi è dispiaciuto tornare a casa, ma quando loro mi dicono voi tornate a casa perché la guerra non c'è più, io non potevo dimostrare che la guerra c'era per rimanere lì, quindi non c'era un motivo per rimanere. Quindi aveva un senso. Ciò che è successo qua durante la pandemia non aveva un senso e quella regola là io non l'ho rispettata, ma non l'ho rispettata perché non aveva senso, non perché era una regola sbagliata. Ritornare in Macedonia, però lì non era cambiato. Perciò tuo papà, che è qui in sala, e io lo guardo sempre con molta simpatia perché è un uomo vero, come te del resto, decide di partire. Questa volta sceglie l'Italia, Crespano. Però per te si è aperta una decisione non semplice da prendere. Bravo, anche perché io nel frattempo in Germania, come dicevi prima, ho cominciato a giocare a calcio e ero anche bravetto e era uno dei miei sogni giocare a calcio. Quando siamo dovuti tornare, io ho continuato a giocare a calcio in Macedonia in Serie B. Mio padre però giustamente, perché quando cominci a vedere cose più belle fai fatica dopo tornare indietro, e ha deciso di spostarsi in Italia, perché aveva tra l'altro un fratello, e quindi ha cominciato a lavorare in Italia, però sempre in regola. Noi siamo rimasti lì per un periodo, dopodiché mia mamma e mia sorella l'hanno raggiunto e io sono rimasto in Macedonia perché volevo comunque vedere se questo mio sogno poteva proseguire o meno, e ho continuato a giocare a calcio. Fino a un certo punto che però arriva la telefonata, appunto, dove mio padre mi dice: Yuri, però adesso ne hai ormai 17 anni e mezzo, sai che purtroppo devi prendere una decisione. O decidi di venire e io riesco a farti i documenti finché sei minorenne, o se no dopo i 18 anni io non posso più farlo. Però sei libero. Ecco, io sono sempre stato libero nelle scelte, ho sempre scelto io. A proposito, visto che dicono tanti che i musulmani sono dittatori piuttosto che decidono, no. Io ho scelto, ma tutti noi comunque, come la maggior parte della religione musulmana, perché i musulmani, voglio sottolineare, non sono quelli che li fanno vedere qua in Italia sulle TV. Quelli sono altro tipo di musulmani che tra l'altro non vogliamo neanche noi e non ci sentiamo rappresentati. Quindi io ho voluto prendere la decisione, ho valutato, non era facile perché si stava avverando un mio sogno, perché tra l'altro mi è arrivata anche la proposta di una squadra di Serie A, e però io, come diceva Mirko prima, per i valori di famiglia, anche in quel momento ho scelto la famiglia e sono venuto in Italia. Sei arrivato anche tu a Crespano, in Veneto. Però se ti chiami con anni, non è così semplice magari inserirsi. Però i veneti hanno una caratteristica: se ti impegni e ti dai da fare, quello che meriti te lo danno. Sai, giustamente arrivando qua per me era un'altra novità, è un momento di nuovo ancora. Allora, io appena sono arrivato qua, la prima cosa che ho cercato di fare è quella di continuare con il calcio, perché quello era il mio obiettivo. E quindi appunto ho cominciato a giocare in questa squadra di Montebelluna
e stavo andando anche bene, però purtroppo fisicamente non ero probabilmente pronto per giocare a quei livelli là per la prima squadra, perché io avevo appunto 17 anni e mezzo, questi erano tutti uomini grandi e mi hanno spaccato le ginocchia, quindi mi opero, provo a ripartire, ma ormai sì, purtroppo da calciatore, e anche Riccardo ne sa qualcosa, quando le ginocchia non tengono fai fatica dopo a continuare, e purtroppo ho dovuto rimanere a casa o fare un'altra scelta ancora. Ho cominciato a lavorare con mio padre in una fabbrica mentre mi allenavo in palestra, perché volevo fare la riabilitazione in palestra e lì mi appassiono alle palestre. Fin là non era nulla di difficile, perché comunque nel Veneto quando tu arrivi e sei una persona, un operaio, cioè comunque non hai problemi grossi, perché comunque sì, ci sono stranieri. Il problema nasce quando io decido di prendere la palestra nel 2010. No, aspetta un attimo, facciamo un passaggio indietro. Però prima sei diventato anche imprenditore, non soltanto delle palestre, perché c'è un'altra parte di attività che tu hai fatto, perché sei partito come semplice operaio, poi ti sei messo in luce e poi hai cominciato a fare l'imprenditore edile. Allora, bravo. Sì, perché giustamente è talmente lunga la mia storia che ormai mi perdo anch'io. È vero, io comincio a lavorare in fabbrica, lì mi dimostro, ecco, io sono per la meritocrazia, cioè quindi quando io sono arrivato da Lucio, me lo ricordo ancora, e mi ha conosciuto che era il titolare e mi fa, boh, cominciamo? Sì, ho detto cominciamo, sono qua. Ma cosa sai fare? Guarda, non so fare nulla, però insomma ci provo. E quanto vuoi guadagnare? Beh, questo ho detto non lo so, vedrai tu. Quando io comincio, tu vedi quanto io valgo e tu mi darai quello che io valgo. Bene, mi fa fare una grande cosa. Io comincio, infatti abbiamo fatto grandi cose, perché comunque io da un semplice operaio sono diventato responsabile, prima di 12 persone, poi siamo diventati in 50 e io sono sempre stato responsabile e ho sempre guadagnato bene, per quello che io meritavo. Cioè guadagnavo perché meritavo, non perché me le regalava. Però io non sono mai andato a chiedergli un aumento. Però quando arriva un punto e uno come me che non si accontenta mai di nulla e vuole sempre di più e vuole mettersi alla prova, a un certo punto io decido di andare a fare l'imbianchino, perché nella mia testa avevo un obiettivo, quello di aprire un'impresa edile, di fare l'imprenditore. A quel punto vado da Lucio e gli dico, ascolta, sai cosa? Io tra poco comincio a fare questo. Lui sorpreso mi dice, ma sì, è per i soldi? Non ho detto, Lucio, non è per i soldi, anche perché più non posso chiedere, ma vado a fare un'altra cosa. Tra l'altro io sono andato a prendere un quinto di quello che prendevo, ma volevo imparare un mestiere che dopo mi poteva permettere a fare quello che io volevo. E lì vado, dopo 6 mesi imparo questo mestiere per quello che serviva e apro la mia partita IVA e divento imprenditore. Ecco. Ti ripeto, più veneto di così, quando hai fatto la partita IVA sei proprio uno dei nostri, al 100%. Ma però, come dicevamo, la vita tante volte ti ha fatto passare la testa, ma tu non hai mai accettato questo, perché nel 2013 tu sei lanciato con questa impresa edile e all'improvviso scoppia la crisi del mercato edilizio e tu ti trovi a terra. Allora, diciamo che io quando ho iniziato nel 2005 con la partita IVA e dopo comunque abbiamo iniziato in 2, io e mio padre, e poi pian pianino siamo arrivati ad essere 30 persone, quindi eravamo anche una impresa bella forte, che mi ha permesso tra l'altro di comprare la palestra dove io mi sto allenando, che è la palestra storica di Maser, perché io l'ho comprata quella con i soldi dell'impresa edile, che però non ho mai gestito, ho lasciato sempre altre persone e io facevo quello che dovevo fare, che era l'edilizia, che è quello che comunque in quel momento mi portava il risultato a casa. Fino che nel 2013 purtroppo succede la crisi edile, ma un po' in tutto in Veneto ma anche in Italia, e mi mancano 2 pagamenti importanti e io perdo tutto. E quando perdi tutto rimani senza nulla, e allora lì, sempre con la famiglia, decidiamo come affrontare il problema. Allora mio padre torna in Germania, perché nel frattempo aveva la cittadinanza, torna a lavorare in Germania e io invece mi prendo la bicicletta, perché avevo perso anche le macchine, ho perso tutto, casa, macchine, tutto quello che c'era da perdere, prendo la mia bicicletta e prendo in mano la palestra di Maser. Allora torno io, gestisco io e rimango lì al Dorian Gray. Appunto il nome Dorian Gray arriva da lì. Quindi da lì dopo riparte un'altra cosa nuova, che però era solo un hobby la palestra in teoria, che dopo è diventata però lavoro.
Seconda batosta, arriva il Covid, perché la palestra stavano andando da Dio, però non poteva andare così liscia per Yuri. Bravo. E tu ti muovi, decidi di mettere gli attrezzi all'esterno, gratuitamente la tua palestra diventa un punto di riferimento per chi voleva continuare a fare sport, ma tu fondi anche un movimento che è Sport e Salute, con il quale addirittura vai a manifestazioni a Roma, diventi un personaggio, cominci a diventare un personaggio. Infatti, appunto arriva, perché le cose lisce non fanno parte della mia vita, e appena ti riprendi e arriva un'altra batosta. E arriva questa batosta che all'inizio io ho rispettato, ma penso tutti era una novità e ognuno ha saputo o ha cercato di fare le cose al meglio per affrontare questo problema, perché se un problema c'è, vuol dire che c'è anche la soluzione, perché sennò non sarebbe un problema. E questo però è un problema in Italia, cioè, quando trovi la soluzione non va bene, cioè, quindi il problema deve rimanere. Perché? Perché probabilmente faceva comodo a qualcun altro. Succede che io ero appunto in Germania dai miei e torno, mi chiama Mauro, uno dei miei collaboratori, e mi dice guarda che dobbiamo chiudere di nuovo. Come ho detto di nuovo? Ci hanno fatto fare tutte le istruzioni dovute, abbiamo comprato tutto ciò che c'era da comprare, ci siamo adeguati alle loro richieste. Il problema è che non ci hanno neanche fatto provare se poteva funzionare o meno. Ci hanno fatto chiudere, quindi abbiamo speso soldi per niente. A questo punto io mi faccio mandare il decreto in macchina, mi fermo a Bellinzona, lo leggo e lì vedo che c'era scritto però a fuori si può fare. E allora ho detto allora la faremo fuori, anche perché il tempo ci permetteva in quel periodo. A quel punto io faccio un video subito e pubblico il video, non sapevo neanche pubblicare il video tra l'altro, chiamo il mio collaboratore Mauro, mi faccio spiegare come si pubblica il video, pubblico questo video dove mi ero sfogato e ho detto adesso ragazzi basta, però io capisco tutto, dobbiamo ascoltare, dobbiamo accettare quello che ci dicono, però c'è un limite a tutto. A questo punto noi dobbiamo agire, o meglio, io agisco, io da lunedì vi apro fuori e potete venire tutti quanti da tutto il Veneto a allenarvi gratuitamente, perché io voglio portare avanti questa mia protesta. Arrivo lì e i primi clienti erano i giornalisti. Mi sono trovato videocamere, telecamere, giornalisti qua, di là. Tra l'altro uno era anche Daniele, presumo, penso. Conferma, E lì succede che finisco su tutti i giornali per quello che ho fatto. Quando finisco sui telegiornali, giustamente il discorso diventa virale perché i social, servono i social, perché i social se vengono usati bene servono, e sono diventato virale, la gente ha cominciato a venire, era pieno da tutto il Veneto e la cosa ha preso piede e noi siamo andati avanti. Dopo, per carità, c'erano le multe, sono passati i carabinieri e il NAS e tutto quello che ci stava dietro, però intanto noi andavamo avanti lo stesso per la nostra strada, come ha fatto appunto anche Riccardo, cioè perché comunque anche lui ha avuto i suoi problemi, però non si è arreso. Stiamo andando avanti così. Ho creato questo movimento, lo sport e salute, proprio perché, come dicevo prima, io credo che lo sport aiuti alla salute, non danneggia di sicuro. Abbiamo creato questo movimento, abbiamo fatto una ventina di manifestazioni in tutta Italia, appunto, come diceva Riccardo, con Eric Grimaldi, e la cosa poi, non ti aspetti quello che, tu non puoi sapere quello che può succedere dopo. Tu intanto agisci e fai quello che credi di voler fare e di poter fare. Dopodiché quello che succederà, succederà. E lì divento, come dici tu, famoso, conosciuto, proprio per quello che protegge lo sport. Anche le palestre. Nel frattempo le palestre si sono moltiplicate perché Yuri non si ferma mai. Ci spieghi un po' la filosofia che tu hai portato nelle tue palestre? Tu parli di regole, ma soprattutto che forma di sport proponi per i giovani? Ecco, bravo. Allora, giustamente, venendo da tutte le parti durante il periodo di Covid, le persone, quindi venivano anche dai paesi lontani ad allenarsi, facendo tutti i video sui social, dando informazioni, facendo vedere quello che facevo, la gente ha conosciuto Yuri come persona. Ecco perché dico, prima di giudicare bisogna conoscere le persone. Quindi loro mi hanno conosciuto, hanno visto invece come sono, quello che faccio, come lavoro, e sono stati loro stessi ad invitarmi ad aprire altre palestre. E quindi dopo il Covid io ho aperto altre palestre grazie alle persone che mi segnalavano, che mi chiedevano e che mi volevano. Perché?
Perché appunto io ho scelto una strada un po' diversa dalle classiche palestre, o meglio, non sono palestre che comunque c'è gente che fa danni alla salute, perché purtroppo quando tu esageri con le cose puoi fare anche danni, ma all'interno delle mie palestre c'è gente solo che lo fa per star bene, comunque un punto di ritrovo. Comunque all'interno delle mie palestre trovi persone dai 15 anni fino a 65-70 anni. Perché? Perché si trovano bene, perché c'è un ambiente pulito, perché c'è un ambiente curato, perché esistono le regole. Ecco perché dico le regole sono fondamentali nella vita, ma anche nel lavoro che fai. Perché comunque se tu vieni in palestra da me, se ti comporti male e soprattutto se non rispetti il prossimo, tu vieni accompagnato e vieni allontanato. Punto. Possiamo dire che sono le stesse regole che tu vorresti portare nel Veneto e anche in Italia. Ma in realtà sono le regole di tutti i giorni, sono regole logiche, e questo che a me stupisce, per cui cioè io dico, se sono dovuto scendere io in politica vuol dire che è grave. Cioè, io dovevo fare l'imprenditore, io non ho mai pensato e non ho mai voluto fare il politico, ma se i politici non fanno il loro lavoro, allora scende uno come me che Riccardo è anche esperto e ha fatto politica, ma io non ho fatto politica, quindi se io ho deciso di fare politica è perché le regole per me sono fondamentali, e sono regole tra l'altro che noi abbiamo bisogno tutti i giorni. Il rispetto verso il prossimo non penso che sia una cosa nuova, cioè, bisogna rispettare il prossimo, non bisogna far male a nessuno, bisogna aiutarsi, bisogna fare le cose per bene, bisogna lasciare da parte i tuoi pensieri quando vai in un paese e le tue regole, ma devi rispettare le regole che ci sono in quel paese. Io sono venuto qui, ho rispettato tutte le regole che c'erano da rispettare, mi sono integrato, e quello che cerco e cercherò di fare, appunto, di portare anche queste regole che io ho all'interno delle mie palestre nello Stato, perché alla fine è quello che serve. Qual è il complimento più bello che hai ricevuto per questo libro? Allora, più che un complimento, io ti dirò che l'80% che ha letto il libro mi hanno detto che hanno pianto, e questo per me è un complimento, vuol dire che sono arrivato dritto al cuore, perché a me piace arrivare al cuore. Cioè, chi legge il libro deve capire, anche perché io voglio che sia un esempio soprattutto per i giovani, per i ragazzi, perché lì c'è scritta appunto la storia di un uomo adesso, ma un ragazzo prima, che ha avuto veramente tante difficoltà, che ha affrontato tante difficoltà, ma che non si è mai arreso, ma che ha sempre creduto nei propri sogni e che ha lottato fino alla fine, perché, ripeto, è troppo facile se arrivassero le cose solo come le desideri, ma le devi conquistare. Per conquistare devi darti da fare, c'è poco da fare, non puoi aspettare a casa che ti capita una cosa bella, devi andare in cerca dove ognuno preferisce, perché tutti quanti abbiamo obiettivi e sogni diversi. Quindi quello che io ho scritto, ripeto, oltre che appunto dovevo scriverlo perché dovevo dire la mia vera identità, perché fino a quel punto la gente mi conosceva come Yuri Dorian Gray e in politica non potevo scendere con un soprannome, allora lì ho dovuto spiegare un po' alla gente che non mi conosceva per chi ero e perché mi sono spacciato così. Quindi è un libro, ripeto, che secondo me aiuterà anche a molti imprenditori, perché non è stato facile il momento durante il lavoro, quando tu cadi e comunque quando non puoi fare, oppure non sei più pronto per poter andare avanti come meglio credi. Quindi lì affronti un problema, ti cadi e poi ti devi rialzare, e questo è quello che servirà per gli imprenditori. Sera. Il tuo sogno nel cassetto? No, il mio sogno nel cassetto è riuscire con Riccardo, prima di tutto, fare bene a queste lezioni qua, e riuscire a poter avere la possibilità di mettere in pratica ciò che noi vogliamo e ciò che noi crediamo. Io vedere e lasciare ai nostri figli un paese tranquillo, sereno, dove si sta bene, dove si vive bene, dove c'è l'unione, penso che sia la cosa più bella che possiamo lasciare per il futuro. Quindi io voglio precisare, io non sono entrato in politica né per la carrega né per i soldi, io sono entrato e voglio essere ricordato
quello che ha fatto e combattuto per l'interesse del popolo. Questo è il mio sogno. Chiedo a Mirko e a Riccardo un brevissimo, però proprio breve, commento di quello che avete sentito. Ma direi che quello che ha detto Yuri è quello che vorremmo sentire in tanti quando si parlano, si affrontano i temi che ci stanno più a cuore. Sarò brevissimo. C'è una frase che è stata detta prima che secondo me è il cuore del messaggio che Yuri con questo libro e con il suo impegno vuole dare. Solo se uno crede in quello che dice e in quello che fa, può fare la differenza per sé e per gli altri. Sembra una frase semplice, ma tanto semplice non è. A volte le cose più semplici sono le cose più complesse da tradurre in pratica. Perché bene o male Yuri ha capito che quello che lo ha mosso a fare tutto quello che ha fatto era la leva decisiva per cambiare le cose. Se Yuri quel giorno non avesse avuto il coraggio di fermarsi a Bellinzona a leggere il decreto e scendendo avesse detto ai suoi collaboratori: prendete le macchine con cui si fa attività di palestra, mettetele fuori e invitiamo tutti i veneti a venire a fare sport gratuitamente alle nostre palestre, sono certamente convinto che non saremmo qui a raccontare questa storia. Bravo. Perché questo è il punto. Allora, e ve lo dice uno che tutti i giorni si fa dai 400 ai 500 chilometri e da 26 anni cammina perché le scarpe lise fanno la differenza. Guardate le suole delle scarpe delle persone. Se trovate uno con le scarpe lise, diventate suo amico, perché sicuramente è uno che si è fatto il mazzo nella vita e avete qualcosa da imparare e magari voi potete dare qualcosa a lui da imparare. La differenza la fa chi ci crede e quello in cui crede lo trasforma in azione concreta. Io ho abbracciato Yuri perché ho visto questo e credetemi che oggi c'è un gran bisogno di testimonianza concreta. Le chiacchiere sono finite, le balle stanno a zero, bisogna agire. Allora il mio augurio, e concludo, è che quella commozione che nasce da una gratitudine, quella parola con cui ho aperto il mio intervento di questa sera, che Yuri ha detto di aver ricevuto da tanti che hanno letto il libro, io mi unisco, perché mi sono commosso vedendo Yuri commuoversi all'inaugurazione e alla presentazione del libro nella sua palestra a Maser, e mi sono commosso anch'io. Portatela nei vostri cuori. Domani mattina quando andate a lavorare, domani pomeriggio quando andate a prendere i vostri figli dalla scuola, domani sera quando vi troverete con gli amici a vedere la partita o a fare una partita a carte o a fare due chiacchiere. Perché badate bene che se il cambiamento non passa da una vostra presa di coscienza singola, individuale, di famiglia, di gruppo, di amici, il cambiamento rimane chiacchiera. Fate quello che Yuri ha fatto. Se vi ha convinto quello che stasera vi abbiamo detto, portatelo nella vostra vita domani, nel luogo di lavoro, nel luogo dove andate con gli amici, nella palestra dove andate, nell'associazione che frequentate. Perché allora, credetemi, che magari voi diventerete lo Yuri, il Mirko e il Riccardo di quel luogo e arriveranno persone come questa sera sono arrivate qui a dire: guarda, hai uno sguardo interessante, mi piacerebbe conoscerti perché vorrei vivere come vivi tu, e questo cambierà la vostra vita e la vita di tutti gli altri. Buon cammino e buona battaglia. È evidente che c'è una cosa che io apprezzo, perché il mio motto da sindaco, lo scrivevo sempre, era fatti no ciacco, e mi pare che l'esempio che porta lui è questo. E poi un altro, di fronte a quelli che ancora hanno la mente piccola, che Veneto è chi Veneto fa. Che io lo dico io che dopo 70 anni mi dicono: ma sei tu Veneto ti? Poi mi metto a parlare in Veneto, non lo sanno loro. Mia mamma è nata a 5 km da qua. Vedete, bisogna superare le apparenze, i pregiudizi e capire qual è il cuore e il valore delle persone, e lo dimostrano quando arrivano in un luogo, ed è la cosa che mi ha insegnato anche mio padre: rispettano le regole ma sanno imporsi e dimostrare facendo e non chiacchierando. E direi che l'assonanza mia personale, ma l'esempio che può essere per tutti per migliorare il nostro Veneto, lo incarna perfettamente Yuri, e quindi
quello che ha scritto è un esempio di tante altre storie che non sono state scritte del Veneto in modo migliore, ma che sono realtà. Ed è quello che hanno fatto grande sta regione e che dobbiamo recuperare come valore del fare, del rispettare, di dare amore, cioè di dare umanità. E allora, se ci sono tante persone che nei loro percorsi hanno compiuto e dimostrato queste cose, noi abbiamo una speranza e possiamo dare una speranza anche ai cittadini di fare delle scelte e avere delle persone diverse in posti che poi possono anche dare una regola diversa e un indirizzo amministrativo per il momento, poi un domani, chissà, politico diverso, che sarà utile a tutti, alle persone, ai nostri cuori. Grazie. Voglio aggiungere solo una cosa. Per assurdo, ecco perché io dico non bisogna guardare il cognome piuttosto che, cioè, se voi guardate in questo movimento nostro c'è Shumsky e ci sono io, oltre a tutti gli altri, ma questo vale tante parole, perché? Perché noi stiamo qui che stiamo lottando per il Veneto e per i Veneti, nonostante io personalmente non sono nato in Veneto, ma questo non vuol dire nulla, bisogna guardare quello che fai, come ha detto Riccardo, perché se noi riusciamo a fare meglio di tanti altri veneti, penso che tanti di quelli che stanno criticando adesso si ricrederanno. E noi crediamo in questo, perché a noi piace sentire alla fine ti chiediamo scusa, forse avevi ragione. E quindi questa è una cosa importante. Un vecchio adagio recita: tempi facili creano uomini deboli, creano tempi difficili creano uomini forti. Questo lo dedico a te, Yuri. Grazie. Un abbraccio. Vi ricordo che il libro è in vendita e comunque il ricavato verrà devoluto per la lotta al bullismo. Bravo, importante questo. E un applauso ai nostri ospiti.